Allora, io adesso leggerò un brevissimo comunicato stampa, riporto quindi le parole della famiglia. Per questioni tecniche per il momento ci fermiamo a questo comunicato stampa, poi vedremo più avanti con il rientro del dottor Scaravilli. A nome della moglie Liliana, del figlio Antonino e di tutta la famiglia, nel comunicare la grande felicità per la liberazione del loro Ignazio, ringrazio il Presidente della Repubblica Mattarella e il Ministro Gentiloni per la vicinanza e attenzione avuta durante tutto questo terribile periodo. Un ringraziamento particolare lo rivolgo a tutto il personale dell'unità di crisi, sia per l'indubbia professionalità e capacità dimostrata che per l'incredibile umanità e sensibilità avuta in questa difficile situazione. Ringraziamento che estendo altresì a tutte le istituzioni e persone che hanno contribuito alla liberazione del dottor Scaravilli. La famiglia si scusa per non essere qui in questo momento, perché è sopraffatta dall'emozione e dalla gioia, preferendo attendere il definitivo ritorno del dottor Scaravilli prima di rilasciare dichiarazioni. Ovvie ragioni di riservo hanno precluso fino ad ora di mandare un abbraccio alla famiglia dello sfortunato Giovanni Loporto e a quella di padre Paolo Dall'Oglio, cui auguriamo di tornare presto dai propri cari.